E allora eccoci rientrati in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione, questa parte che dedichiamo allo scandalo come è stato definito in questi giorni dopo il dossier Vigano, lo scandalo degli abusi clericali negli Stati Uniti, ma non solo a questo, parleremo un po' più della situazione anche del Vaticano. Ricordiamo che l'arcivescovo Vigano ha chiesto le dimissioni di Papa Bergoglio. In questo dossier come dire, denuncia il fatto che la Santa Sede sapeva, erano in tanti che sapevano la situazione, quello che avveniva negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti, e appunto per questo ha chiesto le dimissioni di Bergoglio. Gli ospiti con cui affronteremo questo argomento. Allora, Salvatore Frattallone, buonasera, avvocato. Buonasera. È un avvocato penalista, buonasera, grazie di essere qua. A voi, a tutti i telespettatori e all'editore che è qui con noi. Certo. Il dottor Giancarlo Bottaccina, buonasera, psicoterapeuta e sessuologo, buonasera anche a lei, e poi Maurizio Ruggero, lei è presidente dell'associazione Sacrum Romanum Imperium. Buonasera. Buonasera anche a lei. Tra poco ci collegheremo anche con Berlino, con Francesco Zanardi, che è il fondatore, il presidente e il portavoce dell'associazione Rete l'Abuso. Dunque sentiremo anche la sua voce. Allora, io ho introdotto brevemente quello che è il problema che si è verificato in questi giorni, che è tornato ad esplodere in questi giorni, ma è un problema che si trascina ormai da tanti e tanti anni, Ruggero. Ma io penso che esista un prima e un dopo, guardi, nel senso che allora, è evidente che la fragilità umana c'è sempre stata, sempre ci sarà. Questo chiunque conosca non solo la storia della Chiesa, ma anche il fatto che esiste il peccato originale, come si diceva un tempo, e com'è, figuriamoci. Però è indubbio, lo diceva anche Ratzinger questo, nella lettera ai cattolici irlandesi, che fino alla fine degli anni 50 il diritto canonico, come diceva lui, ha funzionato. Cioè, fino alla fine degli anni 50 quei casi che si individuavano venivano sanzionati e colpiti. Poi dice lui che è entrata una ideologia, una mentalità nuova, che è quella appunto dell'amore, che non ci devono essere barriere, insomma adesso la dico con parole mie, ma sostanzialmente è questo, a partire dagli anni 60, e siamo arrivati a questo. Che cosa c'è tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 che ha provocato questo? Io lo dico cosa c'è. C'è un evento. Questo evento si chiama Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha aperto la Chiesa a tutta la modernità, quindi a tutte le ideologie, liberalismo, socialismo, comunismo, a tutte le religioni, anche le più false, le più strambe, vero? Il cosiddetto ecumenismo e il dialogo interreligioso, alla massoneria stessa, perché sono cominciati a piovere anche gli incontri con la massoneria. Naturalmente c'è stata anche l'apertura, purtroppo, anche a tutte quelle mentalità moderne che hanno fatto sì che ci sia stato un crollo sia dal punto di vista morale sia ancora prima dal punto di vista spirituale nel clero. Cioè è evidente, ciascuno di noi, che pure non abbiamo, credo, inclinazioni non solo pedofile ma anche di altro tipo, ciascuno di noi sa benissimo che se non prega, se non si ha una vita di grazia, se non si frequentano i sacramenti, si cade, va bene? Questo vale a maggior ragione per i preti. Cioè i sacerdoti un tempo, insomma, non siamo fra ventenni e quindi credo che tutti quanti ce lo ricordiamo, un tempo si raccomandava, specialmente ai sacerdoti, ma a tutti, no? Appunto la vita di grazia, la frequenza ai sacramenti, la confessione, la comunione, eccetera. Guardate i preti usciti dalla rivoluzione Vaticano secondista, non li riconoscete neanche, perché intanto non vestono da preti. No? Si mimetizzano totalmente, ragionano come ragionano i liberali, i socialisti, i comunisti. Fanno vite e frequentazioni pessime molte volte, cosa volete sperare? Cosa volete aspettarvi da questo? C'è stato un inquinamento quindi della... Sì, capisco sia molto politicamente scorretto dire quello che ho detto, ma è l'unica cosa da dire, perché altrimenti se ci andiamo a inventare tante altre cose, tante altre ragioni, non fotografiamo la situazione. Poi certo è chiaro, viviamo in un mondo
che non ha nessuna parentela con la moralità, perché basta girare per le strade, lo si vede, vero, i costumi a che livello sono, ma tanto più si dovrebbe sentire la voce della Chiesa in questo momento. Però i problemi legati agli abusi diciamo, sono anche antecedenti. Ma ho dato una risposta, Tullio, a questo. Ho detto appunto che Ratzinger, quindi non è sospettabile di essere un cattolico tradizionalista, Ratzinger, a dispetto di quello che si dice, era perito al concilio, vero? Al Concilio Vaticano II Ratzinger girava in giacca e cravatta, vero? Il religioso Ratzinger girava in giacca e cravatta, per dirvi com'era a quel livello lì, ecco. Se Ratzinger stesso vi dice guardate che il diritto canonico ha funzionato fino alla fine degli anni 50 e quindi prima si riusciva ad arginare, dopo no, è insospettabile, non è una fonte tradizionalista, è una fonte addirittura Vaticano II che ve lo dice. Ma Ratzinger era responsabile? Prego? Cioè faceva parte della congregazione, sì, quindi era ma responsabile. Ratzinger ha fatto, cioè sono due Ratzinger, diciamo, nel senso, c'è il Ratzinger perito al Vaticano II che era un progressista vicino al cardinale Alfring, Frings, eccetera, tutta quell'alleanza renana che ha fatto il colpo di Stato nel Concilio Vaticano II di tipo progressista. Col tempo poi lui è andato su posizioni più moderate per far carriera, detta molto chiaramente, ed ecco appunto il Ratzinger, virgolette, conservatore. Ma è talmente poco conservatore Ratzinger, scusi anche qua, se non sono io politicamente scorretto, non so chi deve esserlo. La vicenda, vi ricordate quando quel gruppo di cardinali, di vescovi andò a protestare da Bergoglio dicendo ci sono questi documenti che aprono l'Eucaristia ai divorziati, risposati, eccetera. Allora loro erano convinti, andando da Ratzinger, di trovare un soccorso. Cosa fece Ratzinger? Alzò il telefono e li denunziò a Bergoglio. Cioè, questa è la situazione, vero? Quindi sono il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, scusi l'espressione per capirsi, insomma. No? Ma è sempre stata la politica dei papi e del Vaticano. Ma non credo, professore, questo, non credo. No? Cioè, io devo avere amore per la Chiesa. Allora, San Giovanni Bosco, no? Tutti i discepoli che aveva, lei se lo ricorda San Domenico Savio, discepolo di San Giovanni Bosco, martire, addirittura martire tra virgolette perché non è morto martire, ma della purezza. San Luigi Gonzaga, se lo ricorda, il patrono della gioventù. Ma perché, per quale motivo? Come è stato possibile che la Chiesa cattolica, con la sua santità, si sia ridotta a questa cloaca che vediamo oggi? Qualcosa è successo. C'erano i germi già prima? Allora, i germi prima del Vaticano II, di quelli che l'hanno fatto, certo. Ma se non avesse trionfato il modernismo in Concilio Vaticano II non saremmo finiti così. E bisogna dirsela questa cosa. Cioè qualcuno ha fatto un colpo di Stato, ha voluto l'apertura al mondo, ha distrutto la messa e i sacramenti, ma voi vi rendete conto? La visione del Vaticano, del Concilio Vaticano II è un po' semplicistica la sua, per il semplice motivo che Vaticano II era obbligato a farlo Giovanni XXIII. Perché si usciva da un momento in cui la Chiesa, che aveva appoggiato i nazisti e i fascisti e aveva fatto strage in alcune zone, perché ci fu una crociata dentro la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo bisognava mettere a tacere tutta questa cosa. Era stato processato un cardinale croato, non so se ricordo. No, io ricordo Stepinac, ricordo Minzenti, ma presidente dei comunisti, Come? Presidente dei comunisti. Cioè si ricorda? Processato per strage. No, io mi ricordo che Stepinac, se lei allude a Stepinac, se lei allude a Minzenti... Il governo che c'è, la giustizia che c'era in quel momento era quella di Tito, ma attenzione, fu trattato con i guanti bianchi il signor Stepinac, il cardinale Stepinac. Beh, allora, E quando Giovanni Paolo II andò in Grecia, non so se si ricorda, che gli dissero lei non è gradito, perché? Perché aveva non beatificato il cardinale Stepinac, che era responsabile di un genocidio di circa 1 milione di cristiani ortodossi. Questa cosa andava chiusa. E solo un Vaticano II che prendeva tutte le vittime dicendo venite qua, ci mettiamo d'accordo, facciamo tutto, ha chiuso questa vicenda che era terribile. Se fosse uscita
se fosse uscita con tutta la gravità che aveva, la Chiesa probabilmente ne avrebbe risentito. Questa è la storia. Ma io, però torniamo al nostro discorso dell'attività sessuali dei nostri sacerdoti. Io parto dall'idea che sono degli uomini, biologicamente nascono e hanno gli ormoni e le capacità di comportamento di qualsiasi essere umano, non sono speciali e di conseguenza subiranno da una decisione che è avvenuta circa 1000 anni fa, no? Subiranno tutta una serie di vessazioni e il comportamento sarà modificato. C'è uno psichiatra qui e quindi mi aiuterà a capire. Io parto con questa convinzione con la riforma gregoriana, quando Gregorio VII disse i sacerdoti non si devono più sposare, perché allora i sacerdoti si sposavano, e quando fu ordinato la separazione all'interno delle famiglie, le donne furono messe dentro i conventi e i figli seguirono le madri e lì morirono peraltro di fame perché nessuno le manteneva. E c'erano sacerdoti con la loro famiglia che scappavano in mezzo ai boschi per poter salvare i figli e la moglie. Questa è la riforma gregoriana. Gregorio VII, se vediamo, al di là di quello che fosse un papa, ma se vediamo una radiografia di Gregorio VII ci lascia pensare molto sulla correttezza. Gregorio VII è quello che apre le crociate, non so se vi spiego. E lei è critico verso le crociate? No, io sono favorevole alle crociate, perché non saremmo cresciuti, la nostra civiltà sarebbe rimasta, non sapevamo leggere e scrivere e siamo andati a liberare un sepolcro che non esisteva, non si sapeva nemmeno dove fosse, e hanno trovato una croce che non si capisce dove l'hanno trovata e hanno trovato la santa reliquia, cioè più balle di queste non ce ne sono. Io mi permetto di dire che non concordo con questo tipo di deduzioni. Io parto da un presupposto che è completamente diverso, che è come chiamavano i crociati? Prego? Sa come chiamavano i crociati? Allora, c'è Michel Daix, che è un cronista della prima crociata, scrive al Papa, che allora era Urbano II. Urbano II, è un beato, tra l'altro. Sì, appunto. Gli cristiani amano cibarsi della carne degli saracini, prediligono quella dei bambini e financo quella dei cani. Questi erano i nostri crociati. Ma scusi, professore, ma lei si ricorda? Hollywood, no, scusi, però c'è un limite a tutto. Se poi a Hollywood fanno vedere che Goffredo di Bouillon se vogliamo è un grande... fare la solita caricatura anticlericale dell'epoca delle crociate o dell'epoca del Medioevo cristiano, io non ci sto, glielo dico subito. Anche perché, primo, non è vero. Secondo le crociate sono state rivalutate, sono state rivalutate anche dal mondo, io le porto documenti, dopodiché lei potrà dire che non è vero. Terza cosa, lei dimentica o comunque non ha detto che ci fu l'aggressione, c'era l'aggressione ai pellegrini cristiani che andavano sui luoghi santi, e quindi le crociate muovono dalla difesa delle uccisioni che gli islamici facevano di questi. Però tornando alla questione dei preti, lei dimentica l'elemento soprannaturale. E questa è la cosa drammatica, cioè il prete non è una persona come tutti gli altri, cioè certo è evidente che ha le pulsioni che abbiamo io e lei, come tutti. Però, se è sovrannaturale perché fa certe porcherie. Perché appunto mi meraviglio che lei dica questo, perché appunto è evidente, certo, perché se lei pregasse, se lei avesse la frequentazione dei sacramenti non direbbe questo, perché saprebbe benissimo, perché ognuno poi ha i propri sacramenti. Saprebbe benissimo, io scusi, saprebbe benissimo che è un argine questo. Non è che lei ha ragione, io ho torto. No, ma vorrei capire per quale motivo lei non risponde a quello che le ho detto adesso, cioè lei è convinto o no che i sacramenti servono a santificare una persona? È convinto o no che il prete che prega evidentemente è più protetto, anche un laico naturalmente che prega, è più protetto rispetto alle tentazioni mondane? Allora, se così è, non c'è dubbio, ma perché un prete deve difendere uno che compie dei reati, e soprattutto in Italia, perché negli altri stati i sacerdoti vengono condannati io sto parlando della vita di grazia, non c'è la pedofilia, sto parlando della vita morale che un prete deve
fare? Un prete deve vivere in castità perfetta perché evidentemente non ha mogli, no? Ecco. Allora, per fare questo, siccome diceva hanno le pulsioni che hanno tutti gli altri, non fa voto certo. di castità il prete. Prego? Non fa voto di castità il prete. Beh, scusi, però, dire... No, ma scusi, ma allora... Io ho conosciuto sacerdoti che avevano fatto voto di castità e lo rispettavano. E guai se non potevano... E sono sacerdoti che invece non lo fanno perché sanno che potrebbero anche uscire fuori dal seminato. No, io dico questo invece, che un sacerdote che sa che vita deve affrontare, se ha i mezzi di grazia e se frequenta i mezzi di grazia ha anche la forza per farlo. Stiamo parlando adesso di trasgressioni nell'ordinario, stiamo parlando, perché il caso invece pedofilia o il caso omosessualità è cosa diversa. Lì non dovrebbero neanche arrivare al sacerdozio questi, perché lì sa che uno dei parametri che si dovrebbe mettere è quello di impedire a uno che abbia una pulsione omosessuale di andare in seminario, e invece purtroppo la lobby omosessuale che ha favorito tutto questo ha fatto in modo invece che questo fosse estremamente invece frequente come caso. Addirittura leggevo una statistica, quella del rapporto Kubinisky, che il 90% dei sacerdoti che hanno abusato su bambini erano omosessuali. È gravissima come roba. So che non si deve dire oggi, perché naturalmente si deve parlare solo bene dell'omosessualità, ma non è così. Fratellone, allora, se uno è sacerdote, compie meno reato, è perseguibile o è difendibile? Allora io in tutti i casi dove si verificano questi episodi il primo pensiero penso che debba andare alle vittime innanzitutto, certo, perché altrimenti ci si distrae nel perseguire appunto se c'è celibato o no, se c'è castità o no, se c'è libertà sessuale anche di chi vive la purezza e la misericordia di Dio. I criteri possono essere veramente tanti, quindi il primo pensiero è lì. Il secondo pensiero è che nel momento in cui un atto di pedofilia mi viene compiuto da una persona che riveste l'abito e che quindi ha fatto determinate scelte, altrimenti non indosserebbe, delle scelte morali, etiche, e che per questa ragione riceve i nostri figli, in senso ampio parlo, in affidamento, in custodia, li tiene per fare catechismo, li tiene per fare un campo parrocchiale, li tiene perché sono bambini che frequentano un ambiente, apro le virgolette, sano e lo chiudo, in quel momento preciso il fatto è di una gravità inaudita. Ma chi e questo lo considera anche la legge. I fedeli? Prego? Chi tutela i fedeli allora? Ma c'è un terzo fenomeno, mi permetto solo di interrompere rispetto a questa cosa, che nel momento preciso in cui quel grande dolore, quello scandalo di cui abbiamo parlato prima, mi si ricongiunge a un fenomeno che non è l'uomo qualsiasi che mi compie questi atti, ma è l'uomo che veste l'abito, mi si aggiunge il terzo aspetto, che l'organizzazione Chiesa, da tenere ben distinta dal sentimento personale, dalla convinzione religiosa, e quindi che attiene all'intimo di un uomo che poi può essere praticante o meno, possiamo discutere ampiamente di questo, ma per un attimo non è il problema, ma l'organizzazione di Chiesa mi insabbia il fenomeno, questo è una gravità nella gravità, sì? Cioè questo è notevole, cioè il problema dell'ex nunzio apostolico, che ricordo per la Chiesa è l'ambasciatore di Washington, che scrive un memoriale di 11 pagine e nelle 11 pagine attacca coloro che hanno sciolto una comunità, un collegio di 3 cardinali che dovevano indagare sul caso di McCarrick, mi pare che si chiamasse, che era il cardinale di Washington. Quindi lui sapeva bene di cosa stava, e dicendo: ma perché avete fatto sparire quel baule di carte che era stato passato da un papa all'altro come esito di questa commissione? Sì. Al di là della fede ci si può fidare? Ma ci si può fidare, per fortuna quando c'è una mela marcia le altre non lo sono di regola, e quindi per fortuna vale questa regola, però il criterio della trasparenza non può fermarsi a valutiamo il fatto, le autorità ecclesiastiche indagano. Questi sono fatti che devono essere oggetto dell'autorità ordinaria, perché è troppo comodo dire lo gestiamo con una soluzione di carattere domestico. Sì, è vero, sono uno Stato autonomo, tutto quello che vogliamo, ma io ho vissuto l'esperienza da difensore di dover difendere i reati commessi di violenza sessuale all'interno delle caserme, e a un certo punto i pubblici ministeri militari che consideravano questo fatto come un'ingiuria,
come un'ingiuria, attenzione, perché veniva leso l'onore dell'altra persona, e a un certo punto hanno dovuto alzare le mani e dire questo è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, cioè non possiamo passare sotto silenzio queste cose, perché il tentativo di insabbiare cozza contro il fatto che io mi devo poter fidare. Cioè la fiducia va data ma va meritata, e io ti devo verificare in concreto. Prego. Si può fidare dei giudici giacobini su questo punto? Cioè io posso essere d'accordo con lei sulla fase di analisi. Guardi, i giudici non sono tutti giacobini, per fortuna. No, va bene, ma non sono tutti persone teste sì. calde, ci sono tanti magistrati, per fortuna, che lavorano in silenzio, nella loro solitudine. Non mi fido dei tribunali ordinari, non mi fido, mi dispiace. Non si mettono cose. Non mi fido mai di una giustizia domestica, per definizione. Certo. Sì, ma guarda, il problema non ci sarebbe se non andassero in seminario. Perché se il problema sono questi preti, in gran parte omosessuali, messi dentro nei seminari dove non dovevano starci, il problema è già risolto. Basterebbe fare un seminario dove non si entra bambini. Cominciamo già qui, forse. Non è così. Non è così? No, non è così, perché quando il bambino va al seminario non è né omosessuale e neanche pedofilo, lo impara là. E questo ne sappiamo qualcosa, perché tant'è vero che gli stanno chiudendo tutti, nessuno ci va più. Non c'è più la fede, normale. Però l'aggravante che noi consegniamo ai figli è una persona di fiducia, questa è l'aggravante. Allora, dal punto di vista della legge, perché volevi interrompere perché vedo un altro ospite? Sì, perché abbiamo il collegamento da Berlino. Concludo dopo. Sì, finisci. Ah, vuoi? Finisci. No, prego. Dal punto di vista della legge, il problema si pone in particolare per per i ragazzi che hanno compiuto i 14 anni ma non hanno ancora compiuto i 16. Questa è la fascia diciamo delicata. Perché? Perché parliamo delle vittime di questi reati, perché se è sotto i 10 il reato è gravissimo, le pene sono severissime. Se l'età è di persone che non hanno compiuto i 14 non vale dire c'era il consenso. Okay? Quindi, se l'età però è fra 14 e 16, quando qualcuno commette questi atti sessuali, così li definisce poi alla fine il codice, non parliamo di casi di violenza, quelli sono puniti comunque, rileva o non rileva il consenso del minore alla prestazione dell'atto sessuale, diciamo per un attimo a compierlo o a subirlo, e qui bisogna fare una differenza, perché la punibilità c'è soltanto se lo si fa con una persona che, cioè se il colpevole è il genitore, l'ascendente, il genitore anche adottivo, oppure se è una persona che ha ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Allora l'atto sessuale con minorenni è punito, altrimenti no. Nel caso del sacerdote ci troviamo in questa ipotesi. Al di là del fatto che, per esempio, dall'indagine che è stata fatta in Germania, ma abbiamo l'ospite che è proprio lì, il 4,4 dei sacerdoti oggetto dell'indagine da parte di 3 università hanno avuto una media di vittime che aveva dei sacerdoti tedeschi intorno ai 13 anni, quindi si voleva dire qualche volta sotto i 10, qualche volta anche di più. Grazie. Quindi la fascia è quella 14 e 16 dove c'è questo problema della rilevanza. Certo. Allora abbiamo un collegamento da Berlino, Francesco Zanardi. Buonasera Zanardi, ci sente bene? Noi la vediamo bene. Sì, buonasera, vi sento bene. Buonasera. Allora, Zanardi è il presidente dell'associazione Rete L'Abuso ed è a Berlino perché c'è una convention, possiamo definirla così, una riunione delle varie associazioni delle vittime degli abusi clericali, è così? Sì, esattamente, si è svolta oggi, domani ci sarà la seconda tranche con vittime che sono giunte qui da tutte le parti del mondo, ecco. Ecco, senta, allora noi abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando del caso dell'arcivescovo Vigano, si parla dell'estero, abbiamo parlato della Germania, abbiamo sentito giusto ieri sono stati pubblicati i dati, parliamo degli Stati Uniti, dell'Italia si parla quasi nulla. Dell'Italia si parla quasi nulla e proprio nel Veronese voi avete un caso che è stato direttamente insabbiato da Bergoglio, il caso dell'Istituto Antonio Provolo di Verona.
È un caso che è stato comunicato a Bergoglio a mano, esiste la documentazione, esistono addirittura le fotografie di quando viene dato il documento. Bergoglio nel 2014 ha ricevuto da Giuseppe Consiglio, un ex alunno sordo dell'Istituto Provolo di Verona, una lettera consegnata a mano, ci sono le foto, le trovate sul nostro sito, compresa la lettera, nella quale i sordi dell'Istituto Provolo denunciavano, se non ricordo male, 24 sacerdoti pedofili. Uno di questi sacerdoti era Corradi, che attualmente è in carcere in Argentina all'Istituto Provolo, cioè è stato abusato come si abusi in Argentina all'Istituto Provolo di Mendoza. Ecco, quindi Corradi dopo il caso dell'Istituto Provolo è stato spostato in Argentina, cosa è successo? Sì, c'è stata anche un'indagine della Procura della Repubblica di Verona, un'indagine che è stata avviata dalla Rete Labusa, dalla mia associazione. Da questa indagine la magistratura ha sottolineato che già nel 1970 Corradi fu proprio spostato in Argentina perché si sapeva, c'erano fondatissimi motivi, si sapeva palesemente che era pedofilo. Ecco. Bergoglio, diciamo, questo caso è stato segnalato a Bergoglio. Bergoglio non ha mosso un dito, poi fortunatamente nel 2016 l'autorità giudiziaria argentina è intervenuta e ha arrestato Corradi e altre 5 persone, tra cui anche una suora. Certo, ecco, senta Zanardi, voi come associazione fate anche un lavoro, tra virgolette, diciamo anche di prevenzione, di informazione nei confronti delle famiglie? Certamente, noi abbiamo sul nostro sito una mappa interattiva, una cartina interattiva d'Italia dove sono segnalati tutti i casi noti, sono circa 300 negli ultimi 15 anni, quindi diciamo non è un problema così leggero, ecco, è piuttosto intenso. In 15 anni 300 sacerdoti pedofili solo in Italia. Sì, cerchiamo di fare informazione in questo modo, ecco, purtroppo sono stati condannati, giudicati questi sacerdoti, questi 300 sacerdoti? Sì, più della metà sono, chi guarderà la mappa, sono segnalati con puntini rossi e sono tutte condanne in via definitiva, in terzo grado o reoconfessi. Gli altri sono puntini gialli che appaiono su questa mappa interattiva e sono sacerdoti attualmente indagati o di cui non si è più saputo nulla. Tra questi c'è anche Corradi, che non si era più saputo nulla e lo abbiamo ritrovato in Argentina. Ecco, l'importante è rivolgersi alla giustizia ordinaria. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io sposo l'opinione dell'avvocato. A mio avviso la Chiesa, al di là del versante religioso, non ha alcuna competenza in materia. Ecco, visto che c'è un avvocato, facciamo questo esempio: se un avvocato è pedofilo, non è che l'ordine degli avvocati istituisce un tribunale per processare l'avvocato pedofilo. L'avvocato pedofilo va consegnato alla giustizia del paese dove il crimine viene commesso. Ma scusi, il Vaticano è uno Stato, quindi ha anche le carceri? Guardi, se il reato viene commesso in Italia, ripeto, va consegnato alla magistratura del paese dove il reato viene commesso, quindi se vengono commessi in Vaticano, gli abusi commessi in Vaticano verranno giudicati in Vaticano, quelli commessi in Italia verranno giudicati in Italia e così via. Ecco, senta Zanardi, un'ultima cosa, Viganò chiede le dimissioni di Bergoglio, secondo lei è una richiesta lecita? Ma, secondo me è un problema culturale, ecco, purtroppo, ripeto, la Chiesa non ha competenza sotto l'aspetto penale, sotto l'aspetto del crimine, non ha pene, cioè, questo lo dice anche il report dell'ONU del 2014, finché la Chiesa continuerà a vedere la pedofilia come un'offesa a Dio e non come un crimine contro la persona, difficilmente riuscirà a trovare una soluzione al problema. Certo, senta, io la ringrazio, se può rimanere ancora collegato con noi, eventualmente in chiusura di trasmissione la facciamo riintervenire, ma volevo fare intervenire adesso il dottor Bottacin perché
per parlare proprio di pedofili, di omosessualità e di carnefici e vittime. Qui abbiamo un quadro abbastanza ampio. Bene, di tutte quante le perversioni, chiamate anche parafilie, la pedofilia è la più disastrosa sul piano anche sul piano proprio umano di quella persona a cui, visto che poi è un bimbo, che nella vita non riuscirà a superare mai quel trauma. Quindi è un danno che resta per tutta la vita, diciamo, un'offesa che viene resta... latentizzato, viene compensato, ma ci possono essere sempre degli eventi che slatentizzano perché è andato si è devastato la possibilità di creare identità, di creare la struttura personologica di una persona umana. Qui io sento parlare di la sessualità. È un drive, una guida potentissima della nostra specie. Da sempre lo è stata. Le deviazioni dalla sessualità fanno parte del gioco bene e male. Senza bene e male noi non miglioriamo. Ecco, guardi qua cosa ci scrive questa telespettatrice. La castità è un atto contro natura. Io credo nella libertà di ognuno di noi. Se uno vuole eliminare la sessualità, avrà delle sue ragioni, se le terrà per sé oppure le può condividere, le può dialogare. Tutte le organizzazioni sociali, politiche, hanno sempre cercato di adoperare la sessualità come controllo del comportamento umano, da sempre. Sulla pedofilia, io veramente non... perché è un bimbo. Allora, queste perversioni che riguardano l'età, perché c'è la pedofilia, dall'altra parte c'è la gerontofilia, sì. Certo, ci sono l'ebefilia, per esempio l'ebefilia anche lì ha una sua età ben collocabile, fino ai 13, poi insomma c'è della gente che gioca con se stessi per stabilire potere, gerarchie di potere, ma l'unica perversione inaccettabile è proprio la pedofilia, perché la pedofilia è derotizzata. Spieghi. Che cos'è l'eros? E qui è ciò che ogni giorno ci incontriamo a combattere in una società che ha perso l'eros. L'eros è la capacità di far sì che l'uomo possa percepirsi come in nessun'altra attività umana. Viene definita sinestesia, quella caratteristica che fa sì che l'uomo senta all'unisono tutti quanti i suoi sensi soddisfatti, e non c'è niente di così potente come l'eros. E quando l'eros viene depotenziato in una struttura sociale, politica, in una civiltà, quella civiltà non produce più cose straordinarie nell'arte, nella poesia, nella letteratura, e probabilmente anche nella costruzione di sistemi di fede. Sì, però
dire, io continuo a partire da un punto di vista che è completamente diverso, è quello soprannaturale. Cioè c'è qualcosa di molto più importante, di molto più grande che non la pulsione erotica, si chiama grazia. Cioè la grazia divina che viene comunicata attraverso i sacramenti e la preghiera può tutto, e la persona può anche mantenere, come l'esempio di milioni di preti santi che ci sono stati nella storia della Chiesa dimostra, può far mantenere benissimo anche la castità, e affidare a preti santi, come ripeto un tempo c'erano e come c'erano anche adesso, anche se ripeto col Vaticano II c'è questa situazione drammatica, no, affidare dei bambini a questi è cosa buona e giusta evidentemente. Certo che il mondo che mi va a giudicare la Chiesa, che titoli ha per giudicare la Chiesa? Quali sono i requisiti morali che ha il mondo moderno per poter andare a giudicare la Chiesa? Comunque, ripeto, lo dice uno che può parlare, come dire, io posso parlare di queste cose, nel senso che appartengo a quell'area che è sempre stata perseguitata perché appunto è legata alla tradizione, quindi come dire, io sono in galera da questo punto di vista da 40 anni, perché sono perseguitato per questo, come tutti quelli che sono rimasti fedeli alla tradizione, a differenza di altri. Però quelli che invece condividono a livello mondano lo spirito mondano e che sono macchiati di tutti i peccati possibili e immaginabili, che tribuna morale hanno per alzare il ditino e dire tu Chiesa sei così? Nessuno. Quindi ancora una volta sì, però oggi la Chiesa non condanna alla fine, perché fino ad oggi abbiamo avuto dei preti che hanno fatto allora, che hanno voluto, bisogna vedere intanto tra preti e preti, preti, perché fra l'altro se si va a vedere le percentuali si scopre che il numero di pedofili è più o meno lo stesso in tutte le religioni. Naturalmente il mondo moderno, che è reduce dalla rivoluzione francese, dal comunismo eccetera, odia la Chiesa cattolica, quella vera peraltro, non evidentemente i bergoglisti con cui ci va ad amore d'accordo, odia la Chiesa cattolica e quindi cavalca questa cosa anche per spirito anticlericale naturalmente. Sì, però, non dobbiamo dimenticare anche questo aspetto, vero? Cioè, ci sono su molte delle cose che sono finisco state solo una battuta per dire, ci sono anche preti che sono morti suicidi per l'accusa di pedofilia, stiamo attenti, vero? Perché si fa presto a dire. Parliamo anche di questo. No, sì, grazie. Io condivido molte delle cose che sono state dette. Allora, innanzitutto sulle accuse c'è il problema e mi interesserebbe il passaggio forse anche dell'altro ospite presente a Berlino, se ancora collegato, sul problema delle false accuse, spesso incentivate dall'esistenza di reti per cui quanto è il livello effettivo di accuse reali, dov'è il parametro, non solo, ma tutti coloro che sono indagati. Io voglio ricordarlo cos'è l'indagine, l'informazione di garanzia, non la comunicazione giudiziaria che c'era nel 1930, serve a fare in modo che la persona sia oggetto di indagine e possa difendersi, è la persona sottoposta a indagine, ok? Non è la persona che ha grave indizio o altre cose, salvo che ci siano misure cautelari. Ecco, quindi innanzitutto calma, il fatto di essere indagati non vuol dire assolutamente nulla. C'è qualcuno che sta cercando con una pila di fare chiaro nel buio. Vuole una risposta da Zanardi? No, ce poi, l'abbiamo possiamo chiedere, appunto, se non so se ha sentito, sul problema delle false accuse, perché è delicato. La falsa accusa porta al suicidio, porta alla distruzione di una persona e quindi vanno gestite con molta cautela. Questa è una prima osservazione. La seconda che mi viene da fare è che Bergoglio, quando va in Irlanda di recente a parlare alle famiglie, c'è stato un pellegrinaggio, no? Ha posto in rilievo una frase che io, ascoltandola da avvocato, mi fa paura, cioè la Chiesa, dice sostanzialmente, ha compiuto un fallimento perché non ha saputo gestire, e lui usa l'avverbio adeguatamente, la repressione di questi crimini odiosi. Okay? Il fatto di non averla saputa adeguatamente, il nostro ospite ci dice non c'è una competenza per i reati penali della Santa Sede. Io ribadisco su questo, d'accordo con Casem, che è uno Stato sovrano e quindi ha il diritto di perseguirsi con un suo ordinamento ciò che vuole. Giustamente però si dice... Viene danneggiato lo Stato del Vaticano. Sì, è vero, c'è un danno di immagine, mica da niente. Però al tempo stesso, se il reato mi viene messo contro un cittadino, nel nostro caso italiano, ma la stessa cosa vale per l'estero, o comunque in territorio italiano il reato c'è lo stesso. Quindi di nuovo competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e non giurisdizione da parte dell'autorità
non è l'autorità giudiziaria. No, ma bisogna sottoporre questi fatti a procedimenti e bisogna arrivare a declarare la verità per non dare delle accuse a persone che sono solo sottoposte a indagini. No, ma io questo vale per qualunque reato. Ci sono due profili diversi. Un conto è il profilo penalistico che lei ha evocato prima, cioè c'è una vittima, vabbè, è ovvio. Altra cosa è invece il provvedimento canonico che viene preso dall'autorità ecclesiastica, che è libera di assumere ciò che vuole. No, perché se no si mescolano le cose. Il provvedimento canonico viene assunto dall'autorità ecclesiastica nei riguardi di un sacerdote che ha fatto questo. Allora, io quello che ho cercato di dire prima è che una volta, quando c'era il diritto canonico e c'era una concezione tradizionale, si faceva un triplice filtro. Primo, se eri omosessuale non andavi in seminario. Secondo, se palisavi certe cose venivi mandato fuori. Terzo, se le facevi proprio, che è un caso residuale, no? Queste persone venivano poi sanzionate. Oggi invece, in questo clima, in questo marasma generale, non si capisce più niente. Per cui abbiamo le false accuse delle volte, anche per avere risarcimenti milionari, lo sappiamo, vero che c'è anche questa storia tutta di risarcimenti milionari. Poi ci sono le coperture, quello che diceva lei prima Zanardi, e le lo dico io perché sono di Verona, potrei rivelarle un fatto che lei non sa. Allora, non le dirò l'ecclesiastico, ma c'era un importante prelato di Verona, che oggi è vescovo fra l'altro. Quando venivano fuori le questioni del probolo, noi eravamo lì per altre questioni che riguardavano la messa tradizionale, quindi tutta altra roba, mi ricordo che lui disse, ma voi difendeteci da queste accuse. Io dissi ai nostri, guardate, io dei conciliari non mi fido, mi dispiace, io andare in piazza e difendere questi qua del Vaticano II, che so che sono rotti a tutti gli accordi col mondo, non lo faccio. E feci bene, perché dopo venne fuori quello che venne fuori del provolo, va bene? Il provolo è esattamente la riprova di quello che dico, un istituto santo, perché è nato da un santo fondatore, non beatificato, ma insomma Monsignor Provolo che visse appunto nell'Ottocento, una bellissima figura di quell'esplosione di santità che ci fu a metà Ottocento nel clero veronese, che fu una pagina meravigliosa della storia ecclesiastica, presa a modello addirittura da tutto l'impero austro-ungarico. No? Ci sono per esempio autori come Schelor che prendono proprio la santità del clero veronese come esempio del tempo. Ecco, un istituto così nelle mani dei preti progressisti, quelli che la gente applaude, che bravi, aperti, che bello, il prete smutandato e va con le ragazzine, che meraviglia, così buono, così bravo, idiota. E dopo arrivano queste conseguenze qua. Ecco che sei arrivato poi a pagare il prezzo e dazio per questa roba. Facciamo rispondere. Io non darei, lasciamo rispondere, ma io non darei la colpa al Vaticano II, è ben altra cosa il Vaticano II di queste banalità. Adesso le spiego. Adesso ci arriviamo, lasciamo un attimo. Ha fatto la messa nera durante il Vaticano II, la Cappella Molina, ma ci rendiamo conto cosa Zanardi, cos'è il Vaticano II? Ma svegliatevi, un attimo Ruggero, adesso ne parliamo. Volevo invece permettere appunto a Zanardi di replicare. Prego. No, ma non ha da replicare, comunque. Ma riguardo alle false accuse, ci sono stati dei casi di false accuse, ma vi garantisco in Italia di quelli documentati si contano sulle dita di una mano. Ci sono stati dei preti suicidi e faccio però notare una cosa, io sono anch'io una vittima, oltre che essere presidente di un'associazione, ci chiamiamo sopravvissuti, nessuno si è domandato perché tutti noi abbiamo tentato almeno una volta nella nostra vita il suicidio e molti ci sono riusciti. Ecco, quindi le vittime, pensiamo alle vittime e non ai carnefici. Grazie. Giustamente, ma io volevo ricordarle, lei ha fatto una domanda prima, chi ha titolo di giudicare? Nessuno. E torniamo al Vangelo. No, c'è il nostro Signore per giudicare. Non guardare Il nostro Signore Gesù Cristo deve giudicare tutti, guardi, giudicherà lei come giudicherà me, come il Signore non mi interessa giudicare. Come tutti quanti. Io mi rifaccio sempre ai sacri testi. E quelli non sbagliano mai, perché se mettiamo in discussione quello andiamo a casa. E la macina al collo se lo ricorda, no? Allora, appunto, lasciate che i figlioli vengano a me, dice Cristo, quando mi scusi, finisco, dopo lei mi risponde. Beh, anche lei però mi entra dentro. No, mi scusi, ho cominciato a dirle che lei ha fatto una domanda, ripeto perché sennò gli spettatori che ci seguono, quei pochi che ci seguono, magari perdono il filo. Chi ha titolo di giudicare? Io dico, non mi interessa giudicare, io voglio constatare quello che dice la Chiesa, non la Chiesa, ma il Vangelo. La Chiesa è una parte, uno sviluppo del Vangelo. C'è
Cristo, quando viene circondato dai bambini e gli apostoli cercano di allontanarli, lui dice: lasciate che i pagoli vengano a me. E poi aggiunge: chi scandalizza questi giovani è meglio che si metta una macina da mulino, una pietra da mulino, sappiamo quanto vale, e si butti nel canale. Basta questo, non dobbiamo giudicare. Il primo che fa una cosa di questo genere deve essere, se il processo viene fatto a New York, lo Stato Vaticano si costituisce parte civile perché è offeso, perché distrugge la credibilità. E mi scusi, se io metto in dubbio la fede, non è colpa mia. È colpa di quel prete e del comportamento di chi gestisce tutta questa cosa. Questa è una scusa, è una scusa. No, è una vergognosa scusa. Ma perché? No, guardi, tutte le persone che ho trovato nella mia vita che dicevano che perché non volevano convertirsi, perché volevano mantenere i loro peccati, mi facevano questo discorso, perché c'è quel prete lì. No, è una vecchia scusa che non regge a nessuno. Dite la verità, dite io non mi voglio convertire perché voglio continuare a fare la mia vita di peccati. Questo dovete dire, non tirarmi fuori queste robe qua, che non hanno nessun senso, e non tiratemi fuori queste cose a fronte anche della santità di Santa Madre Chiesa, che ripeto, prima dell'attuale crisi, no, risplendeva. Andatevi a vedere le vite dei santi e poi potete parlare, no? Perché se si fa invece questo discorso in cui si fa una mucchiata, in cui si mette dentro ciò che è santo e ciò che è traditore, no, lì non ci sto. Perché evidentemente significa mettere assieme il bene e il male, e questo citavamo poco all'inizio della trasmissione Bonifacio VIII, lei lo metterebbe tra le persone che da salvare, oppure il povero Dante l'ha messo all'inferno, ha sbagliato? Guarda, Bonifacio VIII, non esiste Papa, glielo dico tranquillamente. Sì, mi dica. È difficile che su queste cose... Se lo dice cose... lei ci credo, guarda, mi dica, prego. Magari lei può fare l'ironico quanto vuole, no, però poi tanto ci rivediamo nell'aldilà, cioè non c'è mica problemi, prego, perché ripeto, è come sono tutti quelli che fanno il solito discorsetto, no? Dopo alla fine se gli atei non morissero, ma muoiono anche gli atei, muoiono gli anticlericali, muoiono tutti i peccatori, come tutti siamo peccatori, evidentemente. Siamo qui per nascere e morire. Allora guardi, non esiste Papa. Fino a Pio XII, che è l'ultimo Papa tradizionale, no? Morto nell'anno del Signore 1958. Tradizionale Pio XII. Vedi che interrompe, mi dica perché dice che non è... No, ma mi dica, è una domanda a cui mi risponde, prego. Non ho problemi, non ho problemi. No, allora, fino a Pio XII, no, non esiste Papa che non abbia rispettato la dottrina cattolica, perché noi dobbiamo chiedere a un Papa, lei se lo ricorda il Concilio Vaticano I, visto che parliamo tanto di concili, no? Il Concilio Vaticano I cosa dice? Che è compito, e poi lo dice anche naturalmente il nostro Signore, che è compito dei Papi è confermare i fratelli nella fede. Quindi ci può essere un Papa che magari come costumi non è perfetto, siamo tutti peccatori, però l'importante è che lui mi dica la verità, mi confermi nella fede. Quello che non succede adesso invece, perché lei ha Bergoglio che si presenta a telecamere unite, plaudenti naturalmente, no? E dice che Dio non è cattolico, cioè dice una roba pazzesca, cioè quello che il vicario, dovrebbe essere il vicario di Gesù Cristo, dice una fesseria così sesquipedale che Dio non è cattolico, ed è una delle tante, perché dopo possiamo inanellarne a centinaia. Allora vede qual è la differenza tra il prima e il dopo? Il prima è questo: lei aveva dei preti, dei papi per meglio dire, che le dicevano la dottrina cattolica, la confermavano nella fede, no? Anche l'esempio di moltissimi di questi era enorme, perché sono tantissimi papi santi oltretutto, no? Per stare agli ultimi, a San Pio X voglio dire, no? E però appunto la dottrina era quella. Adesso invece che cosa ha lei? Ha delle persone che magari possono ricevere più o meno applausi dal mondo, ma non la confermano nella fede e quindi la portano verso l'inferno. E in più, molto spesso, sono anche persone di vita non santa. La discussione a livello soprannaturale, per non dire metafisico, ma è sicuramente profonda e interessante. Il problema è che le persone che commettono questi crimini avranno, mi permetto di dire forse, ma verosimilmente sì, e io credo che accadrà, il perdono di Dio misericordioso, ma intanto ne devono rispondere di fronte agli uomini in questa terra, agli uomini e alle donne chiaramente, cioè alle persone della comunità. Perché è morto Cristo? Cioè, questo è un problema reale di cui non dobbiamo perdere, l'obiettivo è quello, l'obiettivo è colpire chi fa queste cose
impedire che avvenga in futuro e far emergere ciò che realmente si è verificato e anche rendere responsabili coloro che con i propri comportamenti hanno insabbiato le indagini su queste cose, e per salvare forse l'immagine della Chiesa o se stessi, che è molto più facile, che è più facile che sia accaduto, che cosa hanno fatto? Non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto, denunciare il fatto. Sì, ma questo vale per qualsiasi cosa. L'appartenente delle forze dell'ordine che commette un reato, ma si valuta se denunciarlo oppure no. Cioè in ogni comunità c'è la tendenza. Sì, ma io non mi fido Fratellone, scusa, ma le questo. vittime c'è un, come dire, c'è un risarcimento per le vittime? Si riesce poi a rendere giustizia anche da questo punto di vista? Hanno aperto la strada agli americani che girano per gli ospedali, lo sappiamo, perché lì gli avvocati hanno un criterio per fortuna assolutamente diverso dal nostro, ne andiamo orgogliosi, non facciamo gli uomini sandwich dicendo denuncia il tuo medico, certo. medico in una corsia d'ospedale. Però bene o male in America hanno fatto esplodere il caso. Non è un caso che si parli tra il cardinale di Washington e l'ex nunzio apostolico, ok? Viene fuori il problema in Irlanda, adesso se ne sta discutendo in Germania, il problema c'è, possiamo tenere la testa sotto la sabbia quanto vogliamo, è un problema che esiste, la pedofilia esiste nel mondo degli animali inferiori, ma attenzione, il codice di Hammurabi 4.000 anni fa, pene severissime per chi corrompeva i minorenni. Quindi il fenomeno c'è sempre stato in tutte le culture, ma vogliamo parlare per un istante, al di là della Chiesa Cattolica, delle spose bambine? Io conosco personalmente professionisti non italiani che sono stati dati in sposa a anziane persone adulte ed erano ancora bambine, e quando me l'hanno raccontato piangevano loro, e vi confesso che l'empatia che si crea con chi ha vissuto questi drammi è veramente forte. E conseguentemente sono state stuprate, perché se erano bambine certo non hanno consentito, perché non avevano la capacità di autodeterminarsi in relazione a un atto sessuale spesso di cui non avevano nemmeno gli sviluppi, le pulsioni, perché erano piccole. No, lei sa che c'è un fondatore di una famosa religione che ha sposato Aisha io so 9 anni, io so che quindi, c'è la Chiesa dei pedofili, ci sono lobby dei pedofili. Ecco, ci sono realtà di questo tipo che spaventano, sulle quali sarebbe opportuno anche ci sono anche si difendono tra di loro. Io vorrei sentire, infatti ho parlato prima anche di fare. Io vorrei sentire Bottaci qual è l'evoluzione di una patologia di un giovane che poi diventa pedofilo, eccetera. Che poi diventi pedofilo. Oppure, ecco, ci spieghi un attimo come si sviluppa. Cercavo di dire che in queste perversioni per età, quella che viene considerata malattia, le altre, è proprio la pedofilia. Il DSM-5 voi sapete che è la Bibbia degli psichiatri, tutta la parte nosografica eccetera, proprio fa riferimento alla pedofilia come un disturbo della mente. Ma questo disturbo può essere provocato perché è vittima di un pedofilo? Cioè si può replicare? Si sono verificati questi casi. Chi subisce un dramma così potente, perché lo depotenzia anche la sua sessualità, quella che viene caricata dall'energia libidica o chiamatela o eros eccetera, quella viene completamente annientata, per cui si carica di altre energie quali la violenza per esempio, ma una violenza estremamente calma. Sono seduttivi. Quindi la pedofilia è anche virale, nel senso che poi crea altri pedofili, potrebbe creare. Potrebbe creare. Ci sono stati dei casi. E il rapporto tra vittima... E forse più inquietante, mi sembra che per un sacerdote fu trovato a casa durante una perquisizione una sorta di manuale, nel senso che erano appunti sul prototipo del bambino da adescare. Nel senso che lui aveva riconosciuto dei tratti e li reputava tali, mica aveva il dogma di cosa identificare, ma reputava che fosse una persona che non avrebbe denunciato, che non avrebbe resistito a certe seduzioni e induzioni. Cioè, ci sono queste cose. Perché voi dimenticate in questo quadro tutte le correnti moderne uscite fuori dal 68 che hanno fatto l'esaltazione della pedofilia.
No, ma noi stiamo parlando di un dato oggettivo, guardi, allora, sto parlando di materiale sequestrato durante la perquisizione. Va benissimo, ma allora non parlo di correnti filosofiche, non parlo di religione. Ci sono in questa sede degli importanti autori, cui sono intitolati anche circoli, come Mieli per esempio, no? Circoli sodomitici, no? Che nei loro scritti hanno fatto l'elogio di queste cose qua. Ecco perché dico io non mi fido, ecco perché dico che del mondo non mi fido, e tantomeno dei tribunali usciti dal mondo. Ecco perché dico che il vero argine è di ordine spirituale e di ordine canonico, ed è quello che ha sempre fatto Santa Madre Chiesa, cioè non li fai entrare in seminario, elimini il problema, se poi si verifica il caso sanzioni. E questo è il sistema. E quindi lei li perdona? No, li colpisco, voglio dire, ci mancherebbe, però non mi metto nelle mani dei tribunali atei, francamente, guardi, mi spiace, tribunali atei, dove oggi non giuri neanche sul Padre Eterno e dovrei fidarmi di questa gente qua, ma ne sto lontanissimo, vero? Ma giurano sulla Costituzione. E chi se ne frega della Costituzione? Va bene, allora ragionando così, dovrei andare solo di fronte a un tribunale ecclesiastico, ma no, una visione dovrei trovare, mi scusi, l'arabo che commette lo stupro con il bambino che mi dice non riconosco l'autorità perché non è un tribunale che risponde alla legge della mia Chiesa. Avvocato, cosa succede in Canada? Che ti instaurano la Sharia. Sei d'accordo lei che esistono interi luoghi e intere zone, anche nel Londonistan, come viene chiamato, in cui usano la Sharia? Vede la conseguenza qual è? Vede la conseguenza di un diritto che si è allontanato da Dio, un diritto ateo, e dopo finisce anche per autorizzare la Sharia. E questa è la cosa veramente drammatica, no, su cui dovreste riflettere, cioè che anziché essere dei giuspositivisti, come siete, dovreste essere dei giusnaturalisti, cioè gente che riconosce che a fondamento del diritto ci deve essere un diritto naturale, quindi i 10 comandamenti. E questa è la cosa importante, non le Costituzioni, caro professore, ma chi se ne frega delle Costituzioni nate dalla Resistenza? Ma chi se ne frega delle Costituzioni nate dal liberalismo? Ma i liberali facevano apposta la battaglia per le Costituzioni, per avere un diritto umano che prescindesse da Dio, ed ecco le conseguenze. Guardi, le sue affermazioni sono raccapriccianti, glielo dico tranquillamente. No, guardi, ma il motivo la di banalità del suo ragionamento è raccapricciante. Sì, no, ma il mio ragionamento è maledettamente banale perché è pragmatico. No, è sbagliato. Perché io vivo la difesa, a differenza sua, di bambini di 5 anni, maschi o femmine, violentati da adulti, con abito talare o no. Allora, io vivo il dramma delle procure che non arrestano quei pedofili. Io vivo il dramma dei genitori che devono sublimare il fatto che i figli sono sequestrati e non viene arrestato nessuno. Per la legge Mancino, le sue procure atee, va bene? I suoi procuratori amici. Ecco, io ne sto lontano da quelli. Io non so in base a che regola, proprio Fratallone, lei parla di procuratori amici, appunto, ma lei ha seguito mi fa sorridere per questo. Come lei ha detto che era capricciante, io non sei un po' ha seguito quello che ho detto. Io ho seguito quello che ho detto e non le consento di dire che non l'ho seguito e che non l'ho capito. Se mi ha seguito, e questo mettiamo un punto e andiamo a capo. No, guarda, viceversa. Non faccio essere orgoglioso, sto cercando semplicemente di portare. Non glielo consento. Quello che capisco io lo so io. Lei parli, se lei parla chiaro, io capisco. Scusi, mi spiace, scusi. Io cerco di dirle, sto cercando di spiegarle. Ho detto prima, ci vuole un fondamento di ordine morale al diritto. L'ha seguita questa Sono più d'accordo di lei. Allora, vede, non che polemizza. Ma lei non mi può dire che quindi non c'è una competenza dei tribunali ordinari, perché secondo lei i magistrati sono tutti giacobini, a giudicare un fatto che uomini commettono in questa terra nel nostro territorio. L'alternativa è una soluzione tribale. Siccome io non riconosco una giurisdizione collettiva, sociale che ci siamo dati, qualunque sia il giudice, il nome o la parrucca che in America possono avere, qui da noi non ce l'hanno, ebbene disconosco quell'autorità e quindi mi rivolgo a un soggetto terzo. Provi a seguirmi un altro ma non esiste questa soluzione. Mi ha seguito fino a un punto. Provi a seguirmi sul resto. Sono andato oltre lì il passaggio. Esatto, perché lei sta disconoscendo la necessità di avere un tribunale che valuti a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dall'origine etnica, a prescindere dalle credenze religiose. Questa è la fotografia della meravigliosa Costituzione della Repubblica Italiana, in cui io non mi iscrivo. Io le sto cercando di dire, ci fu un tempo in cui il diritto era giusnaturalista, cioè c'era un fondamento di ordine naturale,
si rispettavano i 10 comandamenti. Se ci fossero giudici che applicano queste cose, io sarei d'accordo con lei. Scusi, si sta riferendo all'epoca in cui bruciavano le streghe? No, solo per capire no, se Giovanna d'Arco rientra all'interno di questa categoria o no. Allora lei, perché mi devo essere distratto un attimo. Ma perché deve fare degli errori marchiani di storia per forza? Guardi, di storia non capisco niente, quasi meno del diritto. Ma perché cita le cose delle streghe, che per esempio è una cosa che riguarda molto più il mondo protestante, per esempio? Perché non mi cita allora l'Inquisizione? Mi citi no, l'avrei citata se andavamo avanti a parlare. Ma fa vedere che non la conosce, scusi, perché se lei conoscesse l'Inquisizione avrebbe tutto l'onore, tutta la meraviglia per quel tribunale, specialmente per quella spagnola, che è uno dei tribunali più prudenti che esistono. Ma si legga i dati storici, ma perché prende i dati così a casaccio e mette tutto assieme? Ci fu un tempo in cui, ripeto, i magistrati, no, rispettando il diritto naturale, applicavano la legge e avrebbero dato dei verdetti seri anche in questa roba qua. Invece lei cosa fa? Prende la Costituzione atea, la applica, risultato, gli islamici le usano la Sharia. Capisce? Bene. Scusate, il tempo scappa via, scusate, abbiamo bisogno di... Assolutamente antirelativista. Posso interrompere per vedere se ho capito? Sì. Allora, lei dice, Siete chi è che deve giudicare? Tutti al tema della sessualità. Sì. Prego, prosegui. No, siete sfuggiti, vi scontrate ego contro ego. Ecco, allora io volevo capire questo. Il pedofilo che si trova in seminario e viene mandato fuori, cosa succede dopo? Viene denunciato, viene lasciato a piede libero? Cioè, evidentemente se è pedofilo ha commesso un qualche cosa all'interno del seminario. Ultimamente viene promosso e trasferito. Questo è il in problema, Sud America, perché l'insabbiamento deriva da lì. Perché sono, diciamo, arretrati giuridicamente, viene arrestato. Che una volta non ci stava questo, Ma non è vero, è come il femminicidio, c'era anche una volta, gli incesti c'erano anche una volta, solo che c'era la minor capacità di far emergere certi fenomeni. Questa è la mentalità progressista, non è vero. Questa è una maledetta mentalità progressista. Invece funzionava la repressione, è una cosa diversa. Io sono convinto. Lei sta nella società liberal massonica relativista, dove qualunque perversione va bene. Ruggero, abbia pazienza, siccome siamo in chiusura di trasmissione, volevo far intervenire un'ultima volta Zanardi che ci sta seguendo da Berlino e dopo lo salutiamo. Allora Zanardi... Chiederei che opinione si è fatto di questa discussione? Ma di questa discussione l'opinione mia è sempre il punto, diciamo, di partenza, il tipo di valutazione che viene fatto dalla Chiesa. La pedofilia non è, cioè sarà per la Chiesa un'offesa a Dio, in realtà è un reato contro la persona e si sono dette diverse cose in studio molto importanti, per esempio bisogna vedere un risarcimento per la vittima. Cosa serve il risarcimento per la vittima? Serve a far sì che la vittima possa quantomeno cercare di ripartire dal trauma che ha subito, e questo la Chiesa non lo dà. Si è detta un'altra cosa molto importante. Ad esempio il codice canonico prevede in certi casi la riduzione allo stato laicale. Bene, così la soluzione è questa, che abbiamo un pedofilo che prima di mestiere faceva il prete, ora è a piede libero, non fa più il prete ma sempre pedofilo resta. Ecco, non è una soluzione. Purtroppo il tribunale civile ci vuole, perché l'ottica dei tribunali ecclesiastici non è assolutamente sufficiente. Certo. Cioè è come se uno commettesse un omicidio ma viene allontanato dalla sua sede e però può continuare a commettere omicidi. Esattamente, qua parliamo di seriali, sono criminali seriali, esatto. La pedofilia non è una malattia, è una forte devianza della personalità. Questa gente purtroppo non cambia, reitera reato, e la Chiesa si è resa complice di queste persone, perché continuando a spostarle non può pensare, è ignorante pensare che queste persone smettano di abusare. Queste persone, ovunque tu le metti, abuseranno sempre di minori. Ma non solo le sposta, ma le mantiene anche, perché vengono sostenute dalla Chiesa.
Ma infatti il grosso sbaglio della Chiesa è proprio rendersi complice di queste persone, perché facendo così non trova una soluzione. La Chiesa, giustamente, è stata detta una cosa giusta, secondo me in studio, la Chiesa dovrebbe denunciare queste persone all'autorità giudiziaria e tutt'al più costituirsi parte civile contro queste persone. Questa è una soluzione accettabile. Certo, grazie. Allora, grazie a Francesco Zanardi, ricordiamo presidente dell'associazione Rete l'Abuso, e ai telespettatori consigliamo e invitiamo a visitare il sito internet retelabuso.org, se non sbaglio. Esatto. Esattamente, dove possono trovare tutte le informazioni a proposito sia di quelli che sono i preti inquisiti, indagati, ma anche tutta una serie di informazioni utili anche su cosa fare, cosa non fare se malauguratamente ci si dovesse trovare in una situazione così difficile. Grazie Zanardi della disponibilità, buona serata e insomma ci auguriamo di poterla incontrare ancora, magari averla anche ospite qua in studio personalmente. Invece, dottor Bottacin, abbiamo parlato di pedofili, non abbiamo parlato di omosessualità, non abbiamo parlato, come vengono considerate, no? C'è stato un periodo in cui l'omosessualità veniva considerata una patologia, no? È stata considerata una malattia, adesso non più. Persone adulte decidono di gestire la propria sessualità come meglio credono. Ecco, falsa scienza. Prima è una malattia, poi non è più una malattia. Già questa è la logica della modernità. È ideologica l'approccio. Certo, devo dire no. È così. No, poi malattia non lo è, prima lo era, adesso non è più, come mai? Allora, questa è la Bibbia della psichiatria. Nei DS precedenti l'omosessualità veniva trattata come una malattia. È rimasta come malattia assieme ad altre 8 perversioni la pedofilia. Certo, allora poi insomma, bisognerebbe proprio spiegare. La sodomia dei testi sacri come vorrei sentire come, prego. No, sono stati fatti degli studi anche per vedere se esistono, ed è possibile strutturare, organizzare delle forme testistiche che siano predittive se quel determinato soggetto può essere o non essere pedofilo. È nato nell'esercito cecoslovacco negli anni 50, c'era il patto di Varsavia e molti giovani cecoslovacchi, per evitare di fare il militare, si dicevano di essere omosessuali. L'esercito ha chiamato uno psichiatra che aveva un nome che assomigliava a un altro psichiatra viennese, Freud. Questa è proprio storia, il quale, anziché adoperare la psicodinamica freudiana del viennese, ha preso una sorta di macchina della verità, una delle prime, ha inserito una sorta di termostato sul carburo sul pene e poi ha sottoposto questi giovanotti a una visione di fanciulli, fanciullini, eccetera. La macchina era plettosmografo, era decisamente micidiale perché riusciva a indagare quando c'era un aumento di volume di sangue nel pene fino a 1 centimetro cubo, quindi il soggetto riusciva a capire... non riusciva a capire con quei movimenti, e ne hanno beccati una strage.
non di pedofili, ma di gente che mentiva, che perché mentiva. Appena vedevano una cosa, avevano non una avevano reazione. nessuna, Avevano una arrivava reazione. una bella fanciulla e allora i confini Ecco. venivano subito difesi da... Certo. Fratellone voleva aggiungere una cosa, dopo Sì, chiudiamo. Io non volevo dire che c'è pedofilo, però un po' è così, cioè all'interno di questa categoria, e parlo sempre di dati oggettivi, mi perdoni il nostro interlocutore molto terra-terra e banali, però con i quali ci dobbiamo misurare, c'è il soggetto che fa questa esperienza perché è su un piano paritario con la vittima. Perché? Perché c'è un ritardo mentale. Quindi sembra un adulto, c'ha una testa da 5 anni, da 10, È da lì 8, la a violenza secondo dei prima, è casi. lì la violenza prima. Però lui per primo non si rende conto che ha di fronte una persona giovane, pensa di avere la stessa testa, la riconosce come paritario, e questo è un primo tipo di problema. Il secondo tipo di problema è il caso viceversa in cui uno sa di commettere un reato e lo fa per provare il brivido perché si eccita, ok? Come correre in macchina a una velocità o contromano in autostrada. E poi c'è il terzo tipo, c'è il predatore seriale, di seminaristi, nel caso di come è stato descritto meccanica. quello di Washington, e verranno fatti gli accertamenti forse chissà da qualcuno, ma questo può accadere in colui che ripete con carattere di recidività questi comportamenti. Ecco, questo è quello più pericoloso e pacifico. Una valutazione da penalista, qualcuno del Vaticano dovrebbe pagare? Qualcuno del Vaticano dovrebbe pagare perché prima è stato notato che c'è un forte danno d'immagine della Chiesa in quanto istituzione, e concordo, però come spesso capita nelle aziende, quando un dirigente commette un reato, il soggetto, l'azienda è persona offesa, si costituisce parte civile, ma è responsabile civile perché chi ha commesso il reato stava svolgendo le sue funzioni all'interno di questa organizzazione, quindi al tempo stesso è nella doppia veste anche di quello che deve risarcire il danno per conto dell'imputato. E Guataccini è d'accordo? Lo trovo ancora troppo benevolo. Questo è un aspetto risarcitorio. Sì, che non no, c'entra qualcuno nulla deve con la pagare. responsabilità Certo. dell'indagato, poi imputato, se viene confermata con sentenze passate in giudicato la sua responsabilità. Ruggero. Io dico una cosa molto, molto diversa, cioè che se in seminario non ci mandiamo i sodomiti, invece oggi esiste una lobby sodomitica nella Chiesa, purtroppo, che è stata denunziata più volte, omoerotica viene anche chiamata. Anche su questo concordo. Ma infatti, ma lei è di buona idea, non mica ha detto di no, io, solo sulla questione del giusnaturalismo dobbiamo metterci d'accordo io e lei, dopo lo facciamo dopo. Dicevo, se non si fanno entrare in seminario i sodomiti, visto che il rapporto Kubilinski dice che il 90% di quelli che erano pedofili erano appunto sodomiti, già lì il 90% lo tagliamo, il resto col codice rito canonico, però bisogna che la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, ritorni quella che è sempre stata, Bergoglio una si deve roba dimettere? seria, non bergogliare. Bergoglio si deve dimettere? Guarda, io sono di quelli che è convinto che non c'è in questo momento un papa valido, si figuri che problema è per me se Bergoglio si dimette o Chiesa meno. deve fare Si sta- pulizia. Si sta realizzando il pronostico di Fatima. Nostradamus, che questo è l'ultimo Papa e poi la Chiesa... No, io preferisco Fatima, guardi, Fatima nel 1917, la Madonna, tutto ciò che Fatima ha promesso si è realizzato. Ha fatto vedere l'inferno ai bambini, vabbè. Poi ha detto, ha predetto la fine della prima guerra mondiale, Sì. e poi è arrivata. Ha predetto l'avvento del comunismo al potere e il disastro che sarebbe stato, ed è successo. Ha profetizzato la seconda guerra mondiale se gli uomini non si fossero convertiti, dando addirittura un segnale a luce rossa nel cielo che si sarebbe manifestata, ed è la famosa aurora boreale del 38, poi qualche mese prima, quindi dell'anno prima. Ha parlato della crisi nella Chiesa e ha preannunziato la restaurazione cattolica tradizionale, quindi avvisiamo le persone, perché l'ultima parte che manca di fatto E è la restaurazione. l'attentato a Giovanni Paolo II. Prego? L'attentato a Paolo Sì, no, ma II. quella però è posso dire una truffa anche quella, perché in realtà Come mai? Fatima non prevede questo, Fatima prevede l'uccisione. Il Papa ha detto che era Voidila giusto. non è morto, No? Cioè, è morto sì, ma certo. non è morto per l'attentato, attenzione. E c'è un'altra profezia importante, poi chiudo con questa perché sennò mi strangola Tullio, che è quella della Salette, 1846, approvata dalla Chiesa. Io cito solo cose approvate dalla Chiesa. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo. Esattamente quello che abbiamo in questo momento. Ma dopo c'è la restaurazione e quindi ci consoliamo.
Faremo una trasmissione sulle crociate. Volentieri, guarda. A posto. Viva Goffredo di Buglione. Grazie all'avvocato Salvatore Fratallone, grazie al dottor Giancarlo Bottacina, grazie a Maurizio Ruggero. Ermanno, allora la settimana prossima, questa settimana li abbiamo scampati. Andiamo a caccia dei cinghiali la settimana prossima. Sarà, alle 21... sarà dura per noi perché i cinghiali sono come i pedofili, non si possono condannare. Beh, ci fanno i salami però con i cinghiali. Ci fanno i salami però con i cinghiali. No, non si può mica, quelli dei colli sono difesi. Sono quelli toscani che si possono andare a caccia. Bene. Sono serie ecologiste. Vabbè. Ci fermiamo qua, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, grazie ai nostri ospiti, ci vediamo venerdì prossimo alle 21, sempre TV7 Match. Arrivederci, buonanotte.